Il titolo del progetto è Recupero delle plastiche eterogenee per la produzione di asfalti modificati. L'obiettivo che ci siamo posti come gruppo di lavoro è stato quello di capire quali potenzialità, quali modificazioni, quali benefici poteva portare alla produzione degli asfalti l'utilizzo delle plastiche eterogenee, soprattutto quelle derivanti dagli scarti di riciclo, dette anche plastiche di fondo vasca, o comunque un mix di plastiche derivanti dalla prima selezione di plastiche che possiamo denominare come materie prime e seconde MPS. Una volta individuati appunto questi due gruppi di prodotto di scarto che avevano una scarsa appeal per il mercato o addirittura andavano in inceneritore come diciamo gli scarti di fondo vasca, abbiamo iniziato a fare alcune sperimentazioni nella produzione, prima in laboratorio, poi anche in impianto. Iniziato a fare alcune sperimentazioni utilizzando appunto questi prodotti per vedere quali fossero le interazioni con conglomerato bituminoso. Naturalmente non tutti i primi esperimenti sono andati come ci aspettavamo. Poi, a seguito di una serie di valutazioni fatte anche dal gruppo di lavoro, abbiamo visto che sia l'MPS che le plastiche di fondo vasca avevano delle caratteristiche abbastanza similari a dei prodotti in commercio di plastiche, diciamo, che venivano già utilizzate, di prodotti plastici che venivano già utilizzati per modificare gli asfalti. Individuata questo filone, abbiamo iniziato a fare alcune sperimentazioni. Abbiamo provato a vedere quali benefici appunto poteva avere la produzione del conglomerato bituminoso immettendo una parte di plastiche di MPS o plastiche di fondo vasca. I risultati sono stati da subito molto interessanti. Infatti abbiamo avuto subito la visione che il beneficio che riceveva la produzione era ottima. Si riuscivano a ottenere dei risultati che erano molto migliorativi rispetto addirittura ai prodotti chimici presenti sul mercato. Abbiamo iniziato così allora una sperimentazione più spinta, abbiamo verificato appunto quali fossero le capacità, quali fossero i pregi e i difetti di questa nuova produzione, andando anche a, diciamo, a correggere con altri prodotti di riciclo quelle che potevano essere eventuali punti critici. Possiamo alla fin fine dire che l'utilizzo delle plastiche di fondo vasca o l'MPS riesce a modificare gli asfalti migliorando quelle che sono le caratteristiche meccaniche di trazione e la resistenza alla trazione. Forse anche un po' troppo, nel senso che li rende un po' rigidi, ma siamo riusciti a correggere con altri prodotti vegetali derivanti anche questi dall'economia circolare, dal riciclo di alcuni oli vegetali. Alla fin fine il nostro prodotto, con l'utilizzo appunto delle plastiche di fondo vasca, possiamo ottenere degli asfalti che hanno delle caratteristiche di trazione e delle caratteristiche di resistenza molto elevate e molto apprezzabili, tanto quanto quelle che si otterrebbero da bitumi modificati. Per cui possiamo dire che la ricerca ha dato un risultato veramente molto interessante. Da una parte abbiamo la possibilità di ottenere un prodotto qualitativamente migliore utilizzando dei prodotti che avrebbero come destinazione l'incenerimento, quindi ottenendo da una parte ad un costo praticamente quasi nullo un prodotto qualitativamente migliore e dall'altra ottenendo anche un risparmio in termini ecologici, evitando di mandare dei rifiuti all'inceneritore.